Nuovamente allineati dietro l'autostart, i 12 concorrenti: Uragano Spritz, Vittoria Caff, Valchiria e Matto, Tiago Di Ruggi, Sognatore Adri, Victoria Best, Uffa Griff, Telma, Rasabax, Tiger Alley, Virdix Mail e Urbi e Torbi Jet. Favori per Uragano Spritz, 1,90 la quota di chiusura. Tommaso Gambino in sediolo. Al via Uragano e Sognatore Adri alle prese, con Uragano Spritz che difende comunque la posizione alla corda. Sognatore Adri che ci prova nel tentativo di sopravanzare l'avversario, vi riesce in 100 metri, si lascia superare probabilmente Uragano Spritz senza spingere a fondo e lascia sfilare l'avversario. 200 iniziali in 14,7, ora si ripresenta però Uragano Spritz e passa a condurre dopo 400 Numero 4, metri. Tiago Di Ruggi, squalificato. Uragano leader su Sognatore Adri. Tanto 29,9 per i 400 iniziali, è stato squalificato Tiago Di Ruggi e in posizione di rincalzo dovrebbe essere Rasabax, se non andiamo errati. No, scusate, il numero 8 Telma, che si è sistemata in terza posizione, 46,9, intanto secca fermata in curva, un 17 di parziale per Uragano Spritz, che è sempre in schiena Sognatore Adri, poi Telma, quindi Uffa Griff, ancora Rasabax, mentre all'esterno avanza Tiger Alley, però è prevenuto da Rasabax che lo manda in terza ruota. Intanto 1-2-1 il passaggio agli 800 con Uragano che continua a condurre nei confronti di Sognatore Adri e Telma. Il chilometro se n'è andato in 1,17,8 e non riescono a progredire i cavalli all'esterno, perché il leader ora ha ripreso ad accelerare, si trascina sempre Sognatore Adri e Telma e siamo al paletto dei 400 conclusivi con Uragano Spritz, Sognatore Adri e Telma che hanno preso vantaggio. Quarta posizione ma più indietro per Uffa Griff, ha spostato all'esterno Telma che va all'esterno di Sognatore Adri, intanto Uragano Spritz prende margine di vantaggio ed entra netto in addirittura d'arrivo dopo un parziale in 14,9. Uragano Spritz verso il successo, il secondo nel giro di 3 giorni. Uragano Spritz e Tommaso Gambino a segno, il secondo posto è per Telma che piega nettamente Sognatore Adri nel finale. 1,16,3 per Uragano Spritz, Tommaso Gambino in sediolo, in momento super. 29,7 a chiudere per l'allievo di Salvatore Valentino, che vince così 2 corse nel giro di 2 serate e come al solito c'è però la sirena che tiene tutto in sospeso. Aspettiamo naturalmente l'ufficializzazione. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.